Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per il primo iscritti al canale è gratis. Allora, partiamo subito a bomba perché ci sono molte novità, ragazzi, per quanto riguarda sia l'allenatore sia i calciatori, tante cose. Addirittura ha parlato il sindaco di Napoli, potremmo costruire a Bagnoli, ma ora ci arriviamo con calma. Allora, voglio il tasto like perché è fondamentale, il commento qui sotto, e oggi facciamo partire l'hashtag giovani buongiorno, proprio l'hashtag giovani buongiorno, la frase di apertura del canale. Allora, partiamo dal... mi raccomando, voglio, fate un piacere a me, perché il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, non vi costa nulla, è gratis ragazzi. Se volete supportarmi iscrivetevi al canale, a voi non vi cambia nulla naturalmente e non vi costa soprattutto nulla, quindi iscrivetevi al canale. Allora, signori, partiamo con le notizie un pochino più perché ieri ha parlato, no? Gianluca Di Marzio dice Pioli sta guadagnando posizioni ai Empoli per la società azzurra. Italiano è comunque ai primi posti nella lista di De Laurentiis, ma in questo momento è concentrato sulla Fiorentina e sulla Conference League. Più defilati invece Gasperini e Antonio Conte. In molti oramai già stanno dando Conte per scartato da parte di Aurelio De Laurentiis, e secondo me hanno pure ragione. Ha aggiunto Di Marzio, ragazzi, che Gasperini è un obiettivo molto complicato perché è difficile strapparlo all'Atalanta. Naturalmente, se l'Atalanta va in Champions League quest'anno e può provare a vincere l'Europa League, e naturalmente che fai, mica vai a cambiare allenatore. Quindi non venite a dirmi fesserie. Gasperini Napoli si sono incontrati, Gasperini De Laurentiis, sono tutte scimità. Non credete a queste cose, e quindi vi supplico non cadete in queste trappole. Gasperini non verrà mai a Napoli, quindi Gasperini già lo possiamo scartare come prossimo allenatore del Napoli. Per Conte, nella prospettiva del presidente De Laurentiis, sarebbe più complicato aprire un ciclo col Napoli nonostante abbia già dato la disponibilità. Questo innanzitutto per i costi molto alti, ma anche perché le caratteristiche dell'allenatore sono adatte per un traguardo a breve termine e le esigenze sarebbero elevate. Quindi Conte chiede soldi, però Conte non ti fa un progetto a lungo termine, scusatemi, 3-4 anni. Conte ti fa 2 anni e poi se ne va, fa come Spalletti. Spalletti non è mai, se non sbaglio, non è mai rimasto 3 anni in una squadra, e potrebbe essere una scelta giusta perché tu spremi i giocatori e poi vai via. Però se in quei 2 anni, mettiamola così, riesci a vincere qualcosina, a quel punto uno dice cazzo, però prendi un altro allenatore forte, quello che doveva fare quest'anno il Napoli, e continuo questo ciclo che sto aprendo da Conte, va bene? Ultima ora. In Francia i francesi lo dicono, si dice che Rudy Garcia sia molto vicino alla panchina del Bayern Monaco. E io lo vorrei vedere Garcia al Bayern Monaco che te combina. Voglio proprio vedere, sarei molto curioso. Però secondo me la faccia di Garcia sarà stata questa quando ha saputo che il Bayern Monaco lo cerca. Io al Bayern Monaco, cioè sarebbe questa nella mia mente. Comunque il Corriere dello Sport ci fa sapere che buongiorno c'è l'offerta del Napoli, signori. Il centrale del Toro è il preferito in difesa, sul tavolo 35 milioni più 5 di bonus, quindi si andrebbero a raggiungere quei 40 milioni chiesti da Cairo. Occhio, Wayum. Il Napoli ha già stilato un'offerta concreta per convincere il Torino a cedere buongiorno, 35 milioni più 5 di bonus, perfettamente in linea con le richieste di Caro. Una mossa decisa quella degli azzurri per bruciare sul tempo le rivali sul mercato, tra cui Juve, Inter e Milan, scacciando via anche lo spettro Premier League, fa sapere il Corriere dello Sport. Signori, io non lo so, ma 40 milioni per buongiorno a me mi sembra una cosa assurda. Cioè, prova ad andarti a riprendere Kim in prestito con obbligo, prova a vedere, vedi se te lo danno. Kim, sono sincero, l'idea sarebbe quella secondo me, di prendere Kim e poi vedere tutte quelle altre, vabbè.
tutte quelle altre opzioni. Però ecco, se il Napoli è molto deciso a prendersi Buongiorno, ragazzi, ce ne faremo una ragione, sperando che non sia un pacco come Maksimovic. Lasciamo stare che quello fu il pallino nella testa di De Laurentiis. Devo prendere Maksimovic, ti faccio vedere Maksimovic. Poi sappiamo tutti che Maksimovic si è rivelato essere meno forte addirittura di Rachmani, rendiamoci conto. Nicolò Scila continua con Napoli, Newcastle e Tottenham stanno monitorando il centrocampista brasiliano Ederson. L'Atalanta chiede almeno 40 milioni per cederlo. E poi mi faccio un attimo al discorso che ho fatto nel video delle ore 15:05, perché l'editing ci ha messo un pochino di più del solito. Ma perché post partita della Roma, dell'Atalanta? Ragazzi, non andava a YouTube, ieri sera non andava a YouTube a nessuno, i video sono usciti, non so, io penso che sia uscito questa notte alle 4 il video, perché poi si è bloccato YouTube, ma poi si è sbloccato, ma penso questa notte alle 4 che si è sbloccato. In effetti sono usciti una valanga di video di tutti gli youtuber, e praticamente cosa è successo? Che naturalmente sono arrivate, le feed sono arrivati a quell'altro non sono arrivati, e quindi i video sono andati alla cazzo di cane. Pure nella giornata di ieri mi sono sbagliato a montare un video, ho fatto uscire Fallout 4 in concomitanza con il video dell'aggiornamento di Conte e via discorrendo, e quindi non è partita la feed. Sapete come YouTube è complicato, no? Comunque, allacciandoci al discorso che ho fatto delle 15, delle parole di De Laurentiis, l'aziendalista, i tifosi aziendalisti, perché De Laurentiis potrebbe prendere Pioli? Non deve stravolgere la rosa, ha dimostrato di sapere lavorare in piazze difficili, è un comunicatore deciso ma non di rottura, e questo farebbe proprio con De Laurentiis l'amore, no? Ha costruito un ciclo al Milan, e questo lo dobbiamo dire perché il Milan negli ultimi 3 anni ha vinto almeno uno scudetto, lo scudetto l'ha vinto negli ultimi 3 anni, quindi è sempre stato in Europa, e bisogna dirlo, Elio Pioli il suo l'ha fatto, con una squadra di raccattati di casa, vogliamo dire così, ha fatto il massimo. E ora voglio vedere il prossimo allenatore del Milan cosa farà, sono curioso. Questo lo dice Luca Marchetti di Sky Sport. Poi ci sono Marco Giordano di calciomercato.it che dice: la frenata alla trattativa tra Conte e Napoli è legata ai motivi economici. Conte aveva dato disponibilità ad allenare il Napoli, l'idea della città e della squadra lo stuzzicavano per ritrovare passionalità proprio delle sue esperienze. Il Napoli continua a lavorare su un poker di allenatori, Gasperini che è impossibile, italiano, Rose e tedesco. Poi è uscita quest'altra notizia del Mundo Deportivo: il Napoli è interessato al prestito di Vitor Roca del Barcellona, e tu già quando arrivi lì dici il Barcellona, dove ci presentiamo noi a chiedere i giocatori al Barcellona? Il Napoli alla ricerca del posto di Zelinski, è tornato in cima alla lista degli obiettivi Luis Alberto, in rotta con la Lazio, ma Lotito non intende fare regali. Simeone potrebbe essere inserito nell'affare e aiutare a far sì che l'operazione possa andare in porto, ci dice la Gazzetta dello Sport questa mattina. Attenzione, perché la Lazio che chiede Simeone ci potrebbe stare, perché ha Tudor come allenatore, e Tudor già l'ha allenato Simeone quando era al Verona, e sappiamo che quella fu una stagione clamorosa di Simeone. Orazio a comando di DAZN ci dice: Conte Napoli si tratta ancora, dialogo perché prosegue fra Conte e il Napoli, resta la prima scelta, il suo arrivo non è assolutamente da escludere, restano in corsa anche altri profili, Pioli, Gasperini italiano, in caso di mancato accordo con Conte. Ma veniamo alla ciccia del video, perché avevo parlato all'inizio video che ha parlato il sindaco Manfredi, e ragazzi, durante una conferenza stampa apre la possibilità di un centro sportivo a Bagnoli. Quindi io ora mi domando e dico: se tu dai disponibilità di un centro sportivo a Bagnoli, ci possiamo costruire anche lo stadio? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Sempre comunque Forza Napoli, ciao a